Scatman's World. Reziano, siamo su PES 16, è un po' che non giochiamo a PES, quindi facciamo anche il riassunto. Siamo 15esimi in classifica. Vediamo un po' il mio score: 17 apparizioni, 5 gol, 4 assist, che chiaramente conta tutto, campionato e coppa, perché se andiamo a vedere, vediamo un attimo. No, che cazzo. Allora, andiamo a vedere la nostra Serie A. Serie A Team Goal Ranking. Ne abbia Longo 5 gol, complimenti a Longo. Noi comunque non ci siamo, perché sono 2 in coppa e 3 in campionato, se non mi ricordo male. Va bene, dai. Comunque siamo 15esimi in classifica, rivediamo anche la classifica. Probabilmente con la Juve chiaramente prima, perché è sempre primo. Grande Verona che è quinto. Crisi Genoa ultimo. Noi insomma stiamo galleggiando, abbiamo 2 punti dalla zona retrocessione. Vabbè, cerchiamo di fare una buona prestazione, speriamo. A Firenze si va a Florence. Ok, kick off. Siamo venuti fin qua per vedere segnare il Kumenda. La 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 la. Parapero re 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 ro. Ma che si parte? Dai ragazzi, proviamoci. Dobbiamo di fare una bella partita. C'è bisogno di punti, ragazzi, perché l'obiettivo era chiaramente la salita. Se ci salviamo col Frosinone è un miracolo, è proprio il The Classics Miraculous Sportivus. Ecco, dopo questa possiamo anche ritirarci. Il comandante prova una sponda perfetta e arriva. La spondona arriva. Lanciami subito. Ma passamela subito. Mamma mia, il Tata fa una gran parata. Dobbiamo giocarcela meglio, secondo me. L'invio dell'estremo difensore viola. Suarez. Recupera ancora la viola. Molto bene. Ottimo, questa può essere una buona azione. Questa può essere buona. Il Cume si gira molto bene in aria. Il Cume! Non ci credo ancora! Tata Rusano 2 volte. Il Tata 2 volte su un veneziano bravissimo. Non ci voglio credere. Entra Bernardeschi. Il Cume prova. Ma cioè. Ancora veneziano. Ancora veneziano. La mette in mezzo. No, sbaglia tutto il Cume. Attenzione, ancora il Frosi però che ci crede. Veneziano non riesce a prendere di testa. Il Cume prova a rubarla ancora. Sta soffrendo la Fiorentina adesso, pazzesca. Però la meritiamo noi. La meritiamo noi, cazzo. 81esimo. Suarez, siamo sfigati anche, però. Buono. Questa è una grande azione. Questa è una grande azione. Ma che cross di merda. Ma che cross di merda. Ma che cross di merda. Vabbè, ma non possiamo fare sti cross, però. No, sono proprio inaccettabili nel genere umano e non umano. Grandissima ultima parte del Frosi, ma non basta. Purtroppo non basta. Che sfigonzola, però. 87esimo, ancora 3 minuti di speranza. La prende la Fiorentina, purtroppo. A sto punto teniamo il pareggio. Teniamo il pareggio, raga. Attenti a Tello. Quello è un porco Tello, mamma mia. Suarez. Borca Valero. Siamo in fuorigioco. Bruttissimo fallo di Veneziano che si incazza. Veneziano si incazza per quel cross che se veniva poteva essere un gol di testa memorable. Vabbè. Bernardeschi no adesso, ma grandissimo Tilovo. Finisce qua però purtroppo. Vabbè, pareggio comunque prezioso, ragazzi, in casa col Genoa. Qua sì che dobbiamo tentare di fare sti fottutissimi 3 punti. Siamo 16esimi, e siamo 14esimi, scusate. Un punto in trasferta per il Frosinone va benissimo, raga, va benissimo. Attenzione qua, ecco la tipificazione cumendiana. E di cuore il Cume la pala, ciao. Cosa salva il Cume? Mamma, ecco, mi sono fatto ingolosire, mamma mia, Longo, il nostro bomber.
Ma cosa aveva fatto Veneziano? Aveva salvato un qualcosa di insalvabile. Ma dai raga, con il cuore. Questo cazzo il Genoa è ultimo in classifica, so che ci penso. Sono ultimi questi, signori. Bravo, come grande nazione qua frosinoniana. Ma non la recuperiamo, non la recuperiamo di po'. Sì, ma dov'è il... Ma dai, ma per cortesia. Ma per cortesia, guarda. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Attenzione a Cerci, questa è bruttina, non può segnare proprio Cerci, ma dai. Gol di Cerci, inaccettabile. Inaccettabile. Proprio me ne vado, si è dato il coglione di Cerci, signori, vai. 1-0 Genoa, questa è una sconfitta che se viene sia sconfitta è no pesante di più. Con l'ultima in classifica. Incredibile. Incredibile questo calcio. Buono il Cume. Veramente con il cuore. Niente, siamo veramente no sfortunati. De più. Perché la passa a me? Ma neanche l'ho chiamata. Ma vai in stra... Ma dai, ma che roba è? Ma che roba. Squadraccia, ragazzi. Che squadraccia. 90esimo, ormai finiva. Cosa fai Tacchi? Neanche capace di stoppare la palla e fa il tac. Sconfitta di una pesantezza inaudita anche perché la prossima è a Torino. Ecco la Juventus. Sono infortunato contro la Juve, abbiamo perso ragazzi. Il Genoa ha battuto anche l'Inter, quindi è in ascesa. Siamo 15esimi, 16 punti, ma siamo tutti là. Un campionato veramente bello per la lotta per non retrocedere. Non ci voleva però anche l'infortunio. Se siamo l'Udinese speriamo di rientrare. Speriamo di rientrare anche infortunati. Oddio, ma posso sapere se sono... È tutto in inglese, porca puttana. Vediamo. No. Vediamo, veneziano. No, 12 settimane. Ciao Fio, ci rivediamo tra un bel po' allora, ragazzi. Ragazzi, torniamo dopo 3 mesi di infortunio, purtroppo. Un disastro clamoroso. Andiamo a vedere anche la classifica. Abbiamo perso una serie interminabile di partite senza il Kumel, è dura. Alla fine siamo 18esimi a 23 punti, a 3 punti dalla salvezza e siamo contro il Milan. Sarà un'impresa, ragazzi, veramente sarà un'impresa perché siamo 20, 26 alla 31esima giornata, 32esima giornata, manca poco alla fine. Speriamo bene, ragazzi. Speriamo. Ragazzi, questa ce la vediamo tutta. È un gioco da una vita, pensate, 3 mesi, quasi 4, veramente un disastro, uno degli infortuni più lunghi della mia carriera in tutti i PES. Spaventoso, rientriamo. Ok, grande rientro di veneziano dopo 4 mesi quasi di inattività. Milan è sesto. La Ciociara, guardate lo striscione della Ciociara, come non ne ci mancava il tuo pacco. Sì. Attenzione Veneziano subito, porta Veneziano scatenato! Il Come! Il Come subito dopo un secondo che è rientrato dall'infortunio, è pazzesco! È pazzesco, io sto qui! Si è svegliato il Come! Incredibile Beppe, incredibile, non ci voglio credere. Non ci... Hai fatto bene forse l'infortunio? Non lo so, so solo che siamo in vantaggio. Dobbiamo ha solo obiettivo la salvezza ragazzi e poi me ne vado. Voglio andarmene dalla patatina ciociara con la salvezza. Attenzione, sto Milan non mi sembra impossibile da battere. Pazzesco, è scarso che nel gioco il Milan siamo scatenati. Calma, ecco. Era troppo bello. Attenzione, attenzione. Questo Milan c'è veneziano. Fuori di niente. Sentite gli applausi dopo 8 minuti al Matusa. Ma il veneziano è incredibile, Beppe, è incredibile. Devo fare le ultime 6 giornate, quelle che insomma alla grande per guadagnarmi anche una squadra più forte il prossimo anno. E devo sollevare il Frosi. Buonissimo.
Ma l'infortunio l'allenamento l'ho subito, penso, eh. Attenzione, il Cume di testa non ci arriva. Attenzione, veneziani in aria, il Cume è fuori di niente, ma signori, abbiamo creato più in questi 15 minuti col Milan che in tutto il campionato. Incredibile al Matusa. Nostri errori, però attenzione Alberto. Fernandes. Grande Frosinone, però li sento belli leggeri. La primavera ha fatto bene. Abbiamo vinto 4-1 con la Sampdoria anche, però è mancato, abbiamo perso subito dopo l'infortunio, abbiamo fatto 5 sconfitte di fila e quelli ci hanno assassinato. Balotelli, non è finita la partita, adesso sta rientrando anche il Milan chiaramente. Sento più leggeri per i giocatori. Ecco, no, un altro infortunio, grazie. Quello che ho perso un anno che gli allenamenti, ho perso veramente tanto, ho perso non so quante partite, cazzo. Non ci voleva proprio questo infortunio, però almeno siamo rientrati alla grandissima. Oh, veneziano anche il tacco. Attenzione, sontuoso questo Frosi. Questo Frosi è sontuoso. Kuczka. Mamma mia, gol del Frosi! Gol del Frosinone! Longo, e segna sempre lui purtroppo perché lui è il bomber della squadra. Mamma mia ragazzi. Io ogni tanto con le big, ho questi, anche col Palermo mi ricordo quando giocavo la Master. Ste robe sono inconcepibili, però ci sono. Non facciamo come vincere 2-0 e poi fare 2-2. Questi 3 punti sono pesanti come un film di Fassbinder. Ragazzi, sto Frosinone è scatenato oggi, eh. Il Cume di testa non ci arriva. Bertollecci. Su tutti i palloni siamo De Sciglio. E c'è solo una squadra in campo, ragazzi, il Milan purtroppo è scarso anche nei videogiochi. Veneziano. Veneziano, proprio un tiro impossibile, è una ciofeca. Ma questo è il Frosinone che vogliamo vedere. Beh, fare la salvezza con questa squadra secondo me è un miracolo sportivo non da poco. Occhio. Vai, corri, bravissimo. Mamma mia, sono dopati i nostri oggi. Veneziano di testa non ci arriva. I nostri sono dopati, arrivano su tutti i palloni. Il Cume di sinistro è brutto. Perché non le giochiamo tutte così? Perché? Nel cuore prova l'incornata. Maledetto, maledetto. De Sciglio. Attenzione per Super Mario, attenzione qua, brutta questa azione. Super Mario, se ne va. Bacca, meno male. Recuperiamo un buon pallone, bravi. Finisce proprio tempo 2-0 Frosinone, sontuoso al Matusa. La sociale è bagnata, tutti i tifosi sono bagnati perché il Cume è veramente partito a bomba. Dopo un minuto, tac, gol, rientro. E anche Longo, un euro gol veramente. Longo ha fatto una stagione strepitosa, eh? Dai ragazzi. Regalateci una grande prestazione, che finora è super, è la migliore della stagione fatalità proprio contro il mio Milan. Vabbè. De Sciglio. Fernandes. Attenzione a Carlitos, aia Carlitos. Mamma mia, meno male. Buono, il centrocampo che funziona oggi. Qua sbaglia il Frosinone. Carlitos. Fernandes. Antonelli. Alex. Adesso la partita è un po' più collosa, ma va bene, l'importante è vincerla oggi. Oggi grande dentro ce la dobbiamo vedere tutta la partita, Fioi. Attenzione al Cume, qua uno stop inguardabile. È finita un po' la folata veneziana, però ci ha prodotto 2 gol questa cosa, quindi sono contento. Il Cume qua la ruba ad Alex in maniera quasi meravigliosa.
Attenzione che passa! Ma non ci credo, ho fatto un assist micidiale. Che frosi, raga, oggi. Veramente non me l'aspettavo proprio. Sto rientro dopo 3 mesi e mezzo fuori. Descende. Comunque Messi ha vinto il pallone d'oro. Attenzione, attenzione, Bacca. Mamma mia, grande Lea. Grande Lea. Siamo un po' calati nella ripresa, attenzione al cuore, però qua fa un gran numero veneziano. Veneziano, attenzione Veneziano. Veneziano, Aspetta che la difesa del Milan fa veramente la cagare anche nei videogiochi, è spaventoso. È spaventoso, cazzo. Il Come la passa molto bene, no. Bello questo. Veneziano la sponda è buona, non male, non male. Pucca recupera un ottimo pallone purtroppo. Attenzione Menez, bravo Leali. Attenzione al Come. Il Come è lento nei passaggi, veramente lentissimo. Dai, che roba nostra, dai, che roba nostra. Antonelli. Antonelli. Attenzione Menez, gol del Milan. Stiamo attenti ragazzi, a corsa le distanze del Milan purtroppo. 82esimo, per piacere ragazzi, non cappelliamo adesso. Bravi, come ottimo passaggio. Andiamo a chiudere. Ma che roba adesso, gli diamo l'ultima azione, cacchio. Come spondona niente da fare. No adesso però, no adesso per piacere. Bravo Come, ottimo. Ottimo Come, questo ci voleva proprio. Non riesce a prendere, De Sciglio recupera. Diego Lopez. Finisce qua ragazzi, 2-1, vittoria pesantissima il Matusa. Grandi ragazzi, grandissimi. Sofferenza perché c'è stata alla fine, però vittoria importantissima, vediamo la classifica. Siamo a -1 dalla salvezza ragazzi, tutto è ancora possibile. Raga, un saluto dal Comandone veneziano. Ciao!